Via un'altra concorrente, la città canadese di Calgary, ma non per questo bisogna abbassare la guardia, anzi, il presidente del Veneto Luca Zaia accoglie con favore la volontà dei cittadini di Calgary che hanno detto no alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il 56,4% dei votanti al referendum consultivo sulla corsa per aggiudicarsi i giochi ha bocciato l'idea e ora il Consiglio municipale, salvo sorprese, ratificherà la volontà della maggioranza con una revoca formale della candidatura. Restano in corsa Cortina, Milano e Stoccolma e anche la capitale svedese deve fare i conti con malumori sul piano politico ed economico tra governo e autorità locali. Si perde il referendum a Calgary, che significa che dovrebbe uscire di scena anche Calgary. Restiamo in due, Stoccolma e Milano e Cortina. Noi abbiamo un'ottima candidatura, questo ormai ce lo riconoscono tutti a livello internazionale e la dedichiamo a tutti quelli che dicevano che scherzavamo. E però dico, noi dobbiamo andare avanti, lavorare pancia a terra come avessimo 1000 concorrenti, non solo uno che a questo punto resta a Stoccolma, sembra. Impegnarsi con ancora maggiore determinazione quindi in vista della prossima scadenza il 28 novembre a Tokyo, dove lo stesso Zaia, il sindaco di Milano Sala e il presidente del CONI Malagò voleranno per presentare la candidatura al CIO. Lavoriamo perché siamo i più forti. Saremo a fine mese a presentare la nostra candidatura a Tokyo, tutti i membri CIO, al congresso e poi ancora fino all'arrivo finale di giugno dove dovremo avere l'investitura. Io spero ci sia l'investitura per Milano Cortina. Candidatura che incassa anche l'impegno del governo per voce del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Se non bastano i fondi privati faremo noi l'ultimo sforzo, ha dichiarato, malgrado l'esecutivo abbia sempre sostenuto di non voler sborsare un euro. Ho visto il progetto, è uno di quelli a minore impatto economico della storia, anche perché moltissime infrastrutture già ci sono, ha detto Salvini. Un progetto talmente affascinante che i fondi privati sicuramente si troveranno, ma, ha concluso, se serve una mano le Olimpiadi alpine ti portano un ritorno d'immagine, di positività che vale la pena.